8 punti titola testa coda, ma le vittorie di settimana scorsa titolano salute per entrambe. Amici di Sport Sicily, buon pomeriggio dallo stadio Licauli di Piana agli Albanesi. Settima giornata del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Un buon pomeriggio da Federico Caldarella sotto la pioggia dello stadio Licauli. Scendono in campo San Giorgio Piana e Casteldaccia. Pallone alzato in direzione di Moccero, poi contenuto bene Sferruzza, Bisconti contatto e l'arbitro indica subito il dischetto. 4 minuti 37 secondi prima svolta della gara. Sferruzza contro Lamin. Rincorsa di Giovanni Sferruzza! Aveva intuito Lamin Sissé, ma non basta. Il Casteldaccia va in vantaggio dopo 6 minuti col suo numero 10 Giovanni Sferruzza, ed esultanza in panchina perché questo ovviamente è un gol pesantissimo. Una partita in meno, adesso sta giocando la sesta, ma comunque una partita in meno rispetto alle altre. Cross in mezzo! Interessante di Miliziano a cercare la testa di Scalisi, che si è inserito perfettamente arrivando da dietro. Ovviamente Chinnici che batterà la punizione, rimangono dietro cintura e buona Mason. Sinistro di Chinnici sul primo palo, Scalisi prolunga e prende l'incrocio dei pali, è andato di nuca. Spizzata di Moccolo per Sferruzza che prende posizione, si gira ancora Sferruzza fa 2-0 su un'altra mezza dormita della difesa del San Giorgio Piana. Doppietta di Giovanni Sferruzza che prima è esultato con la panchina, adesso non si contiene più. Lancio di Sissé dalle parti di Maltese, male abbatte, poi espone Miliziano, Maltese entra in area, Maltese, Marra con un miracolo, poi Miliziano ha colpito Maltese, poi ancora la palla vagante in aria, buona Mason, forse con un braccio, sì. Occhio al movimento di Maltese che è scappato alle spalle di D'Amico, ci arriva Maltese, pallonetto di Maltese, ha salvato Raia sulla linea. C'è anche Bisconti, va Bisconti che ha calciato molto bene. Facci posizione. Se l'incarica sempre Chinnici, occhio al contatto in aria, Bisconti! Ma cosa ha preso Marra? Fuschi, sombrero, ottimo, e poi pallone spedito in avanti. La cerca della corsa di Sferruzza che è un po' di campo, la porta antitesta, arriva in aria, rientra Sferruzza che ha perso attimo, si è appoggiato su Moccero che calcia col destro. Lamin Sissé in calcio d'angolo. Pallone basso per il controllo di Moccero che Sissé. Grande intervento di Lamin Sissé. Poi la palla lì, Sinagra, spinge avanti, interessante. Liga, in aria, Liga, Marra è intervenuto. Palla ancora lì, intervento regolare di Marra, Ballesteri si è girato, poi Scalisi da fuori. Sul fondo di poca occasione San Giorgio. Doppia. Barriera enorme del Casteldaccia. Vediamo chi va. Parte Chinnici! Ma dove l'ha messa? Nel 7! Perfetta la punizione di Giorgio Chinnici, secondo gol consecutivo, una pennellata, 1-2. Lo affida a Liga, chiamano il fuorigioco, non c'è, cross di Liga verso Balistreri di Marra con un pugno, palla lì, Sinagra! 2-2, l'hanno rimessi Alaimo, l'hanno rimessi in piedi gli uomini di Filippo Chinnici con tutto il cuore. 2-2 su una palla vagante in aria. 2-2 fra San Giorgio e Casteldaccia. Il San Giorgio l'ha ripresa ed è sempre in parità e la vuole addirittura vincerla. Spinto ai tifosi, va sul secondo palo a cercare Iantus sul fondo di niente, ha messo una palla d'oro Giorgio Chinnici. Iantus, Pucci tappa il buco, non basta perché si aspettò l'intervento di Fuschi, però ancora Pucci a fare la spadaccina, spina avanti su Sferruzza che manda a invertire il pallone stanchissimo, posizione quella di Graziano potente sull'esterno della rete. Marra aspetta ancora tanto e dice che basta così. È 2-2 fra San Giorgio Piana e Casteldaccia, e gli applausi ai Licauli sono la cosa più bella perché un Casteldaccia romantico nel primo tempo con la doppietta di Sferruzza che aveva portato in vantaggio i suoi dopo 4 minuti su calcio di rigore, poi aveva raddoppiato su un errore della difesa del San Giorgio. Il Casteldaccia sta per compiere un'impresa 2-0, ma il San Giorgio in difficoltà ma con tanta sfortuna anche nel primo tempo è riuscito a ritrovare la via giusta, il calcio che vuole Chinnici.